ha bisogno di una sanità di eccellenza, ma soprattutto ha bisogno di una serie di servizi tali per cui servizi all'altezza della situazione in termini di strumentazione, in termini anche di evoluzione, diciamo, della ricerca, per attrarre giovani specializzandi, per attrarre medici, perché noi non ne produciamo tantissimi per dare l'autonomia sanitaria a questa provincia, e trattenerli. Lo facciamo solamente se diamo delle garanzie di evoluzione professionale, ma anche diamo delle garanzie di ospitalità, perché un appartamento messo a disposizione di un giovane medico gli dà la possibilità di avere meno spese e di avere anche la possibilità di alloggiare, che non è poca cosa, attenzione. Ed è un po' la stessa situazione che c'è su Venezia e sull'Interland, cioè non possiamo pensare che un giovane medico specializzando possa arrivare su un ospedale e pagare 1400-1500 euro di affitto al mese. Dobbiamo in qualche maniera dare garanzia di venirli incontro in termini di offerta di alloggi per trattenerlo e di grandi caratteristiche tecnologiche delle fabbriche della salute, come le chiamo io, all'interno del sistema sanitario regionale. Bravissimo. Questo è il punto clou, esatto, noi siamo grandissimi produttori di sole, di montagna e di acqua, e l'acqua in qualche maniera viene trattenuta da invasi, da dighe, e queste dighe sono di proprietà quasi tutte dell'Enel, e nel 2029 queste concessioni scadranno e noi, senza far baruffa, senza fare grandi cause, ma dobbiamo trovare un accordo con Enel per trattenere una parte di questa ricchezza. Grazie a voi, grazie ancora.